Gloria Gollin, titolo italiano promesse, un magnifico terzo posto assoluto. Come giudichi la tua prova a Padova? Molto bene, non me l'aspettavo, sono partita insomma non come speravo, però sono comunque soddisfatta perché nell'alto ho fatto il mio, nel peso avevo un obiettivo, sono riuscita a raggiungerlo, nel lungo in questo periodo non andava molto bene, ma comunque sono riuscita a fare una misura che mi permettesse di arrivare in ottime posizioni e l'otto l'ho gestito molto bene. Come obiettivi di quest'anno spero, sempre nei campionati italiani, di raggiungere un buon punteggio e una bella posizione. E cercherò anche di fare il minimo per gli europei, anche se sarà molto difficile, però mi impegnerò molto. E comunque volevo ringraziare il mio allenatore Daniele Chiurato, l'altro allenatore che mi segue nell'alto, Alberto Lazzaro, tutta la mia società, l'Atletica Vicentina e il GS Marconi che permette di allenarmi nel loro campo. Fortunatamente abbiamo letto il numero del pettorale perché con questa nuova chioma non ti avevamo riconosciuta. Cosa è successo? Niente, ho voglia di fare un cambiamento e mi ha portato fortuna.